In quanto esseri umani abbiamo fatto molto. Cioè abbiamo fatto un po', poi abbiamo fatto i pro, poi abbiamo fatto i contro. Alcune delle conseguenze erano state messe in conto. Ora salviamo le apparenze, in verità abbiamo perso il conto. E non è solo iconoclastia di gioventù, o almeno non lo è più. E non lo è più da tanto, non è nemmeno la solita invettiva alla TV, che tra l'altro di TV in fondi un po' ci campo, e che è arrivato a un certo punto uno tira le somme, come mia madre mentre si strucca prima che dorme, come mio padre di cui vorrei solo seguire le orme, ma il viaggio è lungo e l'asfalto mi alliscia le gomme. A volte mi sento autostoppista di me stesso, mi chiedo dove vado, mi sto seduto accanto, studio attentamente il mio volto, mi chiedo che musica ascolto e mi rispondo che canto. Non mi stupisce che uno come te faccia la mia stessa strada. Ora gira qui, fidati di me, anche il navigatore sbaglia. Dove sei diretto? Per me va bene. Abbiamo tutto il tempo, andiamo insieme. Pensavo, potremmo fare una pausa per mangiare un boccone o per bere un caffè. Ci vuole, da quando sono partito ne avrò bevuti 1.000.000 ed è impossibile dire quale sia stato il migliore. È come con le persone, non sei d'accordo, è sempre stato il peggiore. Quello che meglio ricordo ho quelle storie d'amore, dolore profondo, preziose come suono per un cieco, come foto per un sordo. Alla famiglia ci penso, a quella che ho, a quella che vorrei. E se dovessi avere un figlio, come lo chiamerei? E se invece che un lui fosse una lei? E se fossero 6? E se fosse mannaggia me ai miei, forse a questa strada e le ore trascorse. Ma lei non ha colpe, lei sta già oltre, sono io che inseguo l'orizzonte. Non mi stupisce che uno come te faccia la mia stessa strada. Ora gira qui, fidati di me, anche il navigatore sbaglia. Tu dove sei diretto? Per me va bene. Abbiamo tutto il tempo, andiamo insieme. Ehi. Rimaniamo qui fino all'alba, finché la luce ci troverà. La serranda è ancora alzata, lo vedi il bagliore? La nottata è già passata, non chiedermi come, non restare lì affacciata che poi ti lamenti. Se ti viene raffreddore vieni dentro, tira vento mentre cresce il sole. Non una notte di più, se no ti incastri e tu. Tutti uguali voi maschi, sì, tutti uguali noi infatti. Ma quest'alba qui vorrei la ricordassi, la finestra che frantuma i colori di un prisma. Nella stanza c'è l'odore di un evento, di un sisma. Guarda a terra e conta i morti e i dispersi. E no, non è un altro dei miei soliti doppi sensi. Voglio dire che tu mo ti rivesti e io fermo, poi dici che gli accordi erano questi ridendo. L'alba è così bella perché dura un momento, ma non puoi chiedermi d'esserne contento. Rimaniamo qui fino all'alba, finché la luce ci troverà. Rimaniamo qui fino all'alba, finché la luce ci troverà. Rimaniamo qui fino alla oh, 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 yeah. E questa sera cominciamo con un live del quale dobbiamo, tra l'altro insolito, perché qui a WH non si sentono spesso chitarre dal vivo, del quale dobbiamo ringraziare Aist, che avrete
già potuto apprezzare, anzi avete appena potuto apprezzare in un medley di pezzi non recentissimi. Benvenuto Aist a WH. Grazie mille per ospitarmi. Allora, non è la prima volta che sei nei nostri studi, ma è la prima volta che ci sei da solo, quindi e che possiamo dedicarci alla chiacchiera un po'... Infatti sì, esatto. Ce l'eravamo detto, prima o poi resteremo soli io e te. E hai visto? Non c'è neanche consuelo, quindi questa cosa finirà poi a microfoni spenti, vabbè. Perfetto. Lasciamo l'immaginazione che è meglio. Abbiamo anche sdoganato. Ale, cominciamo così. Pensa che è solo l'inizio. Allora, mi tocca farti la domanda di rito di WH, che è: qual è il tuo piatto preferito? Oh, seriously? Sì, Non sono pronto really? a questa cosa. Ci piace sempre sta reazione. Beh, allora ti stupirò. Le cavallette. Davvero? Cavallette cinesi fritte. Davvero? Di cosa sanno? Perché, cioè, al di là dell'impressione iniziale, avranno... Cioè, cosa ricordano? È una specie di mix tra pollo e zucchina. Devo provare. Preferirei provare pollo e zucchina, possibilmente. Però non è la stessa cosa. Perché pollo e zucchina insieme non li puoi guardare in faccia. La cavalletta sì. Ma esiste un posto in Italia dove si possono mangiare cavallette? Non è facile perché sono i ristoranti cinesi dove vanno a mangiare i cinesi. Ne hai uno? Cioè, tipo sei a Roma ne ho diversi. Qui a Milano ancora no. Ancora non sono entrato nella comunità cinese Va bene. Allora, se ci fossero cinesi originali, magari zona Viale Sarpi all'ascolto, ci segnalino pure un po', perché adesso ho la curiosità. Io poi così sono anche abbastanza aperto a livello di gusti, però beh, ma devi avere, sai, io a Roma, avendo lavorato spesso nel cinema con vari gruppi di comparse cinesi, eccetera eccetera, ho avuto delle corsie, corsie preferenziali, nel senso diretti. Che sono luoghi impenetrabili in cui entri su invito. Invece, vabbè, i tuoi contatti col cinema ne parleremo. Parliamo invece di quelli con la musica. Mm-hmm. Quando inizia la tua passione per l'hip hop e come? Quali sono stati i tuoi primi ascolti? La mia passione per l'hip hop inizia sicuramente dopo la mia passione per la musica in generale. Che inizia, credo, dopo che ho stappato le orecchie al momento del parto. E nonostante anche in quel momento non mi trovassi particolarmente intonato, però ho deciso di continuare a piangere e a urlare. Tentando di trovare una nota. Esatto. E quella per l'hip hop nello specifico arriva durante gli anni del liceo, guarda un po'. E arriva in un momento in cui io in realtà stavo suonando con un gruppo, ero chitarra ritmica e voce di un gruppo che faceva una sorta di funk leggermente crossover, un po' così, però con dei compagni di scuola più grandi di età di me, che sono stati alcuni tra i pionieri del writing romano, quindi parliamo di Clown, Zeus, un po' di questa gente qua, Maelo, e mi sono avvicinato prima al writing. Io all'epoca avevo i capelli lunghi fino al culo, i miei capelli neri lunghi, ok, spolverino nero di pelle, era un mix tra corvo e un ninja, cioè una roba stranissima, al liceo artistico ovviamente, altrove non mi sarebbe stato concesso. Quindi mi sono avvicinato prima alla parte grafica dell'hip hop e successivamente ho imparato a capire anche il valore intrinseco della parte musicale. E a livello di ascolti, quali sono stati i primi a colpirti, appunto? I primi in assoluto a colpirmi, ma proprio nel vero senso della parola, sono stati i Public Enemy. Quindi hip hop americano. Sì. A livello italiano c'era già qualcosa che ti affascinava? Beh, l'approccio era Giovanotti in realtà, ok? Quindi io sulle prime sono stato abbastanza restio. Ho avuto un attimo diciamo che ero già in una fase di ascolti, tra virgolette, evoluti dal punto di vista del rock, della musica progressiva, della musica classica, dell'opera, eccetera. E quindi in Giovanotti non è che vedessi chissà quali opportunità espressive. Poi invece, grazie appunto al writing eccetera, sono arrivato ai Public Enemy che con l'immediatezza del messaggio politico, sociale, antropologico eccetera mi hanno subito aperto gli occhi su quello che poteva essere un potenziale culturale importante. E quando hai deciso di buttartici tu e come? Cioè, com'è avvenuta questa... Ma è avvenuta che l'hip hop il rap è entrato nelle mie orecchie andando a dipingere la notte con gli altri. Quindi piano piano è penetrato forse c'è anche un po' proprio di intenzionalità loro di pusharmi questa roba nelle orecchie. E io appunto già suonavo e facevo qualche cosa comunque di vagamente black come ispirazione, come origine,
E quindi ho poi iniziato a provare a mettere un po' di reppettino in inglese dentro, provo a cercare dei suoni simili ma comunque misti ad altro. E di lì a poco in realtà poi con alcuni sempre di questi compagni di liceo è nata la prima crew ufficiale del liceo e ci siamo messi a fare i pezzi. Poi in realtà siamo rimasti dopo brevissimo tempo in 2, ma quei 2 che siamo rimasti abbiamo pubblicato HP Ipotesi, che è un album del 99, 2000, insomma un po' di tempo fa. Sì, direi di sì, nel senso che comunque non sei proprio un neofita di questa scena, no? Diciamo. No, nonostante io per me pensi di averla scoperta tardi nella mia vita, ma in realtà diciamo che comunque al 2014 diciamo che la conosco da un po'. Eh sì, infatti il primo pezzo, adesso scrivo, del disco di cui tra poco andremo a trattare un po' più approfonditamente, ripercorre anche un po' la tua strada, no? In questo... Ripercorre, diciamo che presenta quella che è la sintesi del mio metodo di scrittura in linea di massima. Una sorta di storytelling di quello che è stato il tuo percorso all'interno del rap. Come ti trovi cambiato a questo punto del tuo percorso? Bene, grazie. Fantastico, mi piace quando le risposte sono così secche. Mi sento migliorato. Guarda, io devo essere sincero, a costo di sembrarti presuntuoso, anche se mi conosci sai che non lo sono, ma nella mia valutazione personale degli obiettivi raggiunti nella vita, nonostante faccia l'attore, il disegnatore, il fotografo eccetera, io credo di essere molto bravo a fare il rap, il resto così e così. Ecco, invece l'hai appena citato e lo dicevamo prima, fa un sacco di roba, cioè l'attore, quindi l'uomo ha da campà. Esatto, l'uomo ha da campà, ma sono tutte cose che mettono in gioco il tuo lato espressivo. Si influenzano a vicenda o certo. Riesci a... No, assolutamente, originano tutti dalla stessa identica matrice, che è la mia visione delle cose, la mia capacità di analisi di ciò che mi circonda e quindi il mio sistema di traduzione di quello che conosco. Benissimo, allora io adesso, prima di iniziare a entrare un po' nel discorso disco, so che hai pronto per noi un altro pezzo live, quindi prepara la chitarra. Cosa ci canterai? Voglio fare una versione che ho messo su da pochissimo per un'altra occasione, che Adesso Parlo, ovvero il secondo singolo. Fa parte della bilogia, si può dire? Sì, bilogia, non lo so, se no la fondiamo. Vabbè, siamo in serata di neologismi, esatto. A cazzo di cazzo. In una versione, insomma, abbastanza country, abbastanza appoggiata, un po' Whitey Ford Sings the Blues, se ne hai memoria. E adesso no, ma dovresti. Ma recupererò. Okay. Intanto ascoltiamo questa versione di Adesso Parlo. Ok. Non ho chiesto io di salire in cattedra, ma non è colpa mia se gli altri parlano a vanvera. La fede nell'orecchio di chi ascolta, la parola in sé non ci salverà. La gente vuole un'ancora, parlo da quassù perché mi ci hanno messo, perché semplifico il discorso se si fa complesso e spesso capisco la ragione della lite prima dell'argomento, perché ragiono prima poi argomento. Io parlo perché comprendo, rappo perché protendo, potessi scegliere di star zitto lo farei potendo. E non ti parlo dei sogni che faccio dormendo, ma di quello che vedo da sveglio, John Lennon. Parlo delle cose che faccio le cose che dico, vivo il presente, il futuro ancora non lo predico. Predico amore perché l'odio è il nemico. Non ho la voce dell'uomo potente, ho il tono dell'uomo ferito. Guardo la vita come va via, anche la voce non è più mia. Ho provato in tutti i modi, sono un realista senza realtà. Zero azioni di guerriglia, zero bombe, zero armi, strozzinaggio legale, zero accuse, zero anni. Un'invasione di locuste farebbe meno danni, ammazzarli non si può, quantomeno menomarli. Dicono che parlo troppo, che dovrei regolarmi, ma parlo di realtà, mica faccio melodrammi. Se ero nato nei 60 ero un Charlie, sarò un nemico pubblico, ma vedo il mio pubblico vero amarmi. A parlo troppo dici, e parlo coi tuoi amici, parlo con tuo figlio, gli racconto delle sue radici,
della sua gente che s'accorse d'avere un nemico e di suo padre che non mosse un dito. Parlo come un pazzo in cerca di appoggio, già mi vedo in strada scalzo senza cibo né alloggio. Lotto contro mostri di cui tu non ti accorgi, ma se ammazzo draghi mi faranno i quadri. San Giorgio, parlo troppo, ascolto il doppio, ma a tenermi dentro tutta questa merda scoppio. Quindi parlo il giusto e se non ti basta aggiungo, io parlo troppo, tu sei stato zitto troppo a lungo. Guardo la vita come va via, anche la voce non è più mia. Ho provato in tutti i modi, sono un realista senza realtà. Guardo la vita come va via, anche la voce non è più mia. Ho provato in tutti i modi, sono un realista senza realtà. E questo era Adesso Parlo live, Heist, sempre nei nostri studi. Io ti ringrazio, anzi ti faccio un applauso perché bisognerebbe sempre concluderli così i pezzi live. È sempre figo avere i rapper che fanno pezzi live nei nostri studi. Con la chitarra capita rarissimamente, l'ho già detto, per cui gran figata. Rarissimamente nel senso che chi mai, altro? nel senso mai, non nel senso tu, per il momento. Adesso tra l'altro lanciamo una sfida, voglio vedere, tra l'altro, che tu sappia quanti siete a saper suonare la chitarra. I don't know, non ne ho nessunissima idea. Se no devi tornare tu tutte le volte, capito? Cioè è un casino. Cioè io invito tutti, poi tu devi venire qua e fare i pezzi live con figurati, la chitarra. ma io quando ti pare. Invece, ecco, a proposito di questa versione, no, che ci hai proposto, ho trovato, entriamo a parlare un po' di Mantra, il tuo ultimo lavoro. Sì. Che io ti dicevo un po' fuori onda, ho trovato un lavoro molto complesso, nel senso c'è dentro uno stile personale tuo che si riconosce, però allo stesso tempo è un disco che contiene tanti, diciamo, tanti stili, colori, tanti colori. Come sì, no, sì, certo, sì. certo. Quanto lavoro c'è dietro a un disco del genere? La domanda è ambigua, non perché tu volessi essere ambiguo, ma io ci leggo una possibilità di risposta molto ampia. Sì. Il lavoro pratico, effettivo di scrittura, di stesura, più la registrazione, missaggio, eccetera, tutti i passaggi vari, ha una durata che si può stimare. Nel mio caso sarà stato tutto sommato 6 mesi, diciamo, ok? La durata proprio fisica. E il problema è che non esisterebbe questo disco se non ci fosse stato un accumulo di informazioni, cognizioni, sensazioni, eccetera, eccetera, e un'elaborazione di quel materiale. Quindi in realtà dirti quanto ci è voluto a fare Mantra, io ti direi la mia età. Esatto, quindi più o meno quello che hai accumulato finora. Sì, nel senso, credo che questa cosa si possa alla fine dire praticamente di ogni disco. Poi in realtà in ogni disco uno cerca di mettere un focus su un certo range di sensazioni, piuttosto che su, come sai bene tu, un certo gusto musicale, un'atmosfera, eccetera. Qui c'era un focus chiaro su una golden age, su un certo tipo di hip hop a livello soprattutto strumentale, eccetera, con in realtà il desiderio di infilare qua e là qualche spunto di freschezza, di freshness, sia nella struttura delle rime, e quindi giocare magari con qualche tipo di flow molto recente, molto punchlinearo, però declinandolo alla maniera di Heist, e quindi magari chiudere la punchline con San Sebastiano, okay? Che è una cosa totalmente anticommerciale, perché chiudere le punchline convinto, serio, con cose che stanno in 4, ovviamente è una cosa che è una zappata sui piedi. Una zappata sui piedi che uno si dà con gioia. Esatto, sorriso. Per l'autosoddisfazione della zappata sui piedi, bravissimo, consapevole. Bravissimo. Un disco che fin dalle prime 2 canzoni, che si intitolano Adesso Scrivo, Adesso Parlo, esprime un'urgenza. Cioè è evidente, come tu dicevi, che nasce da un accumulo. Qual è l'urgenza che avevi dietro a questo l'urgenza prima di tutto nasce da uno dei motivi, per tornare alla domanda di prima, per cui mi sono interessato all'hip hop. Cioè ho sempre saputo di non essere un artista autoreferenziale, ho sempre saputo di non bastare a me stesso,
quello che faccio deve andare a sbattere in faccia a qualcuno e io devo avere un feedback, altrimenti non vale proprio la candela. Quindi non sono mai stato uno che poteva farsi le cose in casa e goderne da solo perché erano venute fighe o tra gli amici suoi. Di conseguenza l'urgenza è un'urgenza comunicativa, è un'urgenza di mettersi in discussione e di mettersi in rapporto agli altri, cioè di dire io la vedo così, sei d'accordo, non sei d'accordo, ti fa qualcosa questa mia sensazione, questa mia descrizione. E quella è l'urgenza principale, e nell'hip hop questa cosa è fondante. Il rap stesso ha questo carattere, ancora di più se possibile il freestyle, quindi neanche penso a cosa sto per dirti, ma te lo devo dire uguale. Quindi lo spirito principale, il superpotere del rap è questo qui, funziona per le persone che hanno un qualche tipo di urgenza comunicativa. Poi qualcuno ci rimane incastrato dentro e lo fa per inerzia anche quando l'urgenza è esaurita. Io sinceramente so di essere un artista non solo per quello che faccio nel rap, ma per come interpreto la mia vita, e so che questo tipo di urgenza da me verso gli altri non si esaurirà mai. Ecco, è anche evidente che tu non sia diciamo uno sbrodolone, nel senso che non è che tiri fuori tutto ciò che ti passa per la testa, ma comunque c'è un lavoro dietro. Hai scelto di fare un disco di 12 tracce, che non sono tantissime, ma sono evidentemente tutte figlie di un'urgenza. E per chi ti segue un po' anche sui social network, è evidente che tu sei una persona che si interroga su un sacco di cose, che ci ragiona su ciò che accade, su quello che insomma ci circonda. Secondo te, oggi come oggi, in Italia, l'hip hop, per quello che è diventato, è ancora un'arma potente per offrire una lettura della realtà? Oppure è un po' smussata da un... È smussata, sicuramente la punta, la lama è smussata dall'effetto che la grande esposizione può dare, questo non c'è dubbio. Però come ogni percorso culturale, come ogni movimento, rimane sempre un'arma di fondo. Rimane un problema degli singoli artisti decidere che utilizzo farne. Non mi interessa criticare, fare confronti, raffronti, non sono uno che sostiene che le cose andrebbero fatte in quel modo là, se no non va bene, non mi passa proprio per la testa di fare questi discorsi. So per certo che cosa interessa a me. Quello che dicevi tu prima è giusto, nel senso è un album in ogni caso misurato, sia nel numero di tracce ma anche nel contenuto, nel senso che Mantra, il titolo dell'album, che c'è dentro l'etimo, no? nel booklet, è la parola che diventa azione, è questa trasformazione di un pensiero che diventa un'energia fattiva. Con questa cosa io non volevo dire che le mie parole diventano azione, volevo dire che sono consapevole che tutte le parole diventano un'energia reale, materiale nella realtà. Essendone consapevole, io cerco di essere responsabile di quello che dico, quindi forse i pezzi non sono tanti perché non è facile tutte le volte partorire un testo che io possa considerare approvabile in ogni sua virgola, nel senso che sono molto molto autocritico, non mi piace proprio, mi piacciono le espressioni gergali, mi piace il linguaggio della strada, ma non mi piace il brutto, quindi non mi piace nulla che sia basso, superficiale, vago, eccetera. Mi piacciono le cose vere, eleganti, preziose, anche se sono di strada, sono preziose. Per cui mettere insieme solo quel tipo di materiale lì, raffinato a quel livello, non vengono più di 12 tracce. No, è anzi grasso che cola. Le collaborazioni non sono anche queste tantissime, sono molto selezionate, immagino. Tra l'altro vorrei dire profondamente hip hop, nel senso Mastino, i Green, Willy Peyote, ma ovviamente Gesto. Come nascono? Vabbè, volevo chiederti tutte a livello di conoscenza personale. Sul Gesto è evidente, direi. Direi di sì, anche se rimane un mistero per i più, stiamo ancora considerando. Sì. Allora fingiamo di niente. Okay. Come nascono queste collaborazioni? Allora, nascono innanzitutto, su questo aspetto qui io sono veramente old school, arcaico. Se non ho un minimo di conoscenza personale di una persona non mi passa neanche per la testa di proporre, di cercare di ottenere una collaborazione.
In questo caso in realtà io avrei voluto che fossero almeno il doppio gli ospiti, perché poi tra l'altro a me come ascoltatore piace ascoltare dischi pieni di featuring, mi annoia a morte quando c'è una sola voce su tutto l'album. E per i dischi, soprattutto per quelli rap, perché mi piace proprio sentire il passaggio da strofa a strofa, cambia stile, cambia voce, cambia flow, e quella è una cosa che mi esalta. Ne avrei voluti tanti di più. Il caso ha voluto che molti degli artisti che avrei voluto inserire nel momento in cui io stavo facendo il disco in realtà stavano facendo i loro. E questa è una fortuna sfortuna, perché da una parte io non le ho nel disco, dall'altra è sintomo che siamo in un periodo particolarmente fertile dove un sacco di gente sta producendo cose di qualità, almeno dal mio punto di vista, per cui Johnny Marsiglia non c'è per questo motivo, Stocca Buddy non ci sono per questo, c'è un sacco di persone, lo stesso Primo con cui adoro collaborare stava facendo Micro de Oro eccetera, per cui non è sempre stato possibile fare pezzi con chi, ma mi toglierò qualche altro sfizio in futuro, io spero. Benissimo. Ecco, questa cosa qua quando ci fate sti lanci noi apprezziamo sempre, perché ci si apre la prospettiva futura, perché noi vedendo da fuori tentiamo di immaginare, ma quelli che ci sono alcune tra le persone più vicine che ho nella mia vita, quindi mio fratello Gesto, l'altro mio fratello, quello che io chiamo altro mio fratello, che è Chiave, con cui ho convissuto, con cui ho un rapporto di amicizia molto specifico, molto esclusivo, e lo dico senza vergogna, nel senso mi dispiace non vorrei fare torto a qualcun altro, però è chiaro, abbiamo vissuto insieme per un periodo eccetera, deve essere per forza così. E su il pezzo con Peyote e Mastino, quella è stata una cosa abbastanza particolare, perché già il beat in teoria forse non doveva esistere, non doveva essere utilizzato eccetera. A me piaceva moltissimo, non sapevo fino a che l'ho preso molto tempo prima da Jason, quindi non sapevo se poi lui invece ne avesse avuto bisogno, l'avesse utilizzato. Arrivati al punto in cui sono arrivate le 2 strofe, ho detto si può ancora fare questo pezzo? Sì, ok, tutto a posto. Fantastico. E Mastino e Peyote sono 2 liricisti che io trovo eccezionali proprio dal punto di vista della scrittura. Mastino con me condivide, almeno nella mia visione, questa stessa attitudine guerriera, di disciplina, di non scadere mai, di non dire mai una cosa brutta, fuori posto eccetera, ed è una cosa che io rispetto definitivamente. Il disco è in giro anche a livello di live. Yes. Sei stato a Legend, insomma, cosa si devono aspettare quelli che non c'erano e che vogliono venirti a vedere? Che tipo di live hai in ballo? Si devono aspettare uno psicopatico. Almeno io mi sento così. Io ho sempre avuto la sensazione, e forse in questo sono stato viziato anche dall'aver visto tante volte Primo Brown all'opera e dall'aver lavorato a teatro, che quello che succede sul palcoscenico debba necessariamente essere, si chiama in termini tecnici, extra quotidiano, cioè debba rappresentare la realtà ma non essere la realtà, non essere la quotidianità. Chi viene a un live deve uscire, tornare a casa dicendo quello lì stava completamente fuori, era pazzo, hai visto che occhi che c'avevi, visto quanto ha sudato. Questa deve essere la condizione finale di un live, altrimenti vuol dire che non ne valsa la pena. Cosa si ascoltava in casa tua da piccolo? Quali sono stati i tuoi primi ascolti? Anche nel senso cosa. Non scelti da te, no? In qualche modo. Certo. Beh, io sto ripetendo spesso questa cosa ultimamente e mi sto rendendo io conto di quello che mi è successo mentre lo dico, che ho avuto questi 2 grandissimi privilegi. Mio padre è un grandissimo appassionato di musica, mio padre è naturale, biologico, e in casa sua io potevo ascoltare qualunque cosa, da Pat Boone ai Platters alla Carmen di Bizet, non so, Oxygen di Keith Jarrett, il concerto di Colonia, insomma, cose di questo tipo, quindi estremamente vario. E poi il mio secondo padre, ovvero il padre di Justin, di mio fratello Gesto, che era un chitarrista folk fingerpicking, per cui per tutto il tempo che ho vissuto con lui io mi svegliavo con le scale e andavo a dormire con Django Reinhardt piuttosto che Cat Stevens. Quindi sono stato inondato di musica senza poter scegliere. Da subito. Oggi come oggi, così tendenzialmente noi chiudiamo le interviste. Al di fuori dell'hip hop, cosa ti piace ascoltare? Io ascolto quasi solo al di fuori del pop, ascolto poco hip hop, devo essere sincero, quasi tutto italiano, ascolto veramente pochissimo hip hop americano.
negli ultimi periodi sono abbastanza uscito di testa per l'album di Stromae. Grandissimo. L'ho intervistato, è un grande. Ti invidio è parecchio. Veramente un personaggio. Sì, però mio cugino ha la figlia che va a scuola con la nipote di Stromae. Ecco, hai vinto. Potrei avvicinarmi più di te. Hai vinto tu. No, davvero un disco, tra l'altro, molto vario e molto figo. Eccezionale, un disco eccezionale. Benissimo, allora a questo punto lascio la parola a te per così consigliarci un pezzo con cui salutarci e chiudere un po' questa chiacchierata. Ok, allora ti dico, l'artista è Kimbra, perché poi tra l'altro io quasi tutti i miei artisti preferiti sono femmine, non so perché, e il pezzo è uno dei più belli di un album eccezionale, si chiama Withdraw. Perfetto, grazie mille Ice della chiacchierata, è stato un enorme piacere. A voi. Ti si attende, in bocca al lupo per tutto. Creps.